Ha già messo in cantina il terzo polo, al quale dice di non avere mai creduto, e punta adesso al nuovo polo per la Sicilia con MPA, Futuro e Libertà, Movimento per la Sicilia ed Api di Rutelli. Ma Raffaele Lombardo, presidente della regione, si dice deluso della creatura che alla vigilia di Natale di 7 anni fa fece nascere il Movimento per l'Autonomia. Un movimento, sottolinea, che a suo dire ha avuto un'evoluzione negativa, trasformandosi da partito di lotta e di governo in partito di potere e di governo. Il giorno che comunicherò le mie dimissioni, sottolinea, dirò anche cosa intenderò fare rispetto al movimento, ma intanto nell'agenda di Lombardo c'è il possibile rimpasto del suo governo, il quinto dal 2008, che quasi certamente vedrà la luce dopo il turno di ballottaggio di domenica e lunedì prossimi. Un nuovo esecutivo composto da tecnici ma anche da politici, e tra gli assessori tecnici non confermati si fa il nome dell'attuale responsabile all'economia Gaetano Armao, un'ipotesi sulla quale Lombardo frena non poco. Quanto al PD, il governatore sottolinea come i democratici abbiano sostenuto l'azione riformatrice del governo, ma ormai siamo agli sgoccioli, e ribadisce che saranno sostituiti 1 o 2 assessori tecnici e previsto l'ingresso di politici. Per FLI in pole position Alessandro Alicò, per il Movimento per la Sicilia Riccardo Savona, mentre sul fronte MPA da tempo chiedono spazio Carmelo Lomonte e Lino Oleanza. Lombardo inoltre conferma che ad ottobre si voterà. Non so se l'Assemblea regionale nel frattempo abbia voglia di fare qualcosa, dovrebbe, conclude, legiferare sulle province e aggiustare le norme impugnate dal commissario dello Stato.